rappresenta un intervento importante sul piano infrastrutturale e anche un buon esempio, diciamo, amministrativo e di utilizzo di fondi. Sì, devo dire che in poco tempo siamo riusciti a spendere bene i 30 milioni del decreto del fare, che hanno velocizzato la linea Venezia-Trieste e che hanno anche velocizzato evidentemente la stazione centrale di Udine e quello che interessava di più ai cittadini, cioè cercare di togliere il più possibile i passaggi all'interno della città, facendo transitare i treni, in particolare i treni merci, che sono più pericolosi, più numerosi e anche più rumorosi, su una linea laterale. Oggi vediamo la fine della prima fase dei lavori e trasferiamo il 60% dei treni sulla nuova linea. Di questo 60% il 90% sono treni merci. Salve, grazie. Arrivederci, grazie.